Aghesè milioni de parole che le vien do parà ogni dì in tel mondo. Ma che tu mai pensa all'origine de certe delle piccole sue? Ecco 7 de ste parole che non te sapevi che le sena sue in te la Serenissima. Par secoli, in te la straordinaria città costruita sopra l'acqua, la gente di tutte le classi sociali la si salutava dicendo sciavo. Sta parola la voleva dir servo, ma la gera più che altro un modo di creanza e rispetto per dir son a tua disposizione. Drioman, coi secoli, il termine sciavo, esse diventa sciao e in ultima ciao. Al di di un costo saluto esse doparà in tutto il mondo, dall'Italia alla Spagna, dal Portogallo alla Germania, alla Francia, alla Turchia, all'Europa orientale, a Russia e a tutta l'America Latina. Lo sapevi tu? La Repubblica Veneta la sta la Repubblica più lunga della storia dell'uomo. Niente maraviglie che ciao e sia così diffondesto. La Repubblica Veneta l'ha controllata il mar Mediterraneo per secoli. In tempo di guerra, a si era buoni di far su una intiera nave da guerra in te un sol dì. Sto fatto è già era possibile grazie all'Arsenal veneziano, a prima area produttiva ad operare il sistema industriale della catena de montaio, centenari di anni prima della Ford. La parola Arsenal in tutte le lingue la rappresenta il fulcro della potenza militare. E anche l'inglese firm e il tedesco firma, impresa commerciale, le viene dal veneto firma, che de fatti era il momento ufficiale quando che si siglava un formale contratto di affari. E come non dir niente de gazette? Il termine vien doparà in inglese e francese particolarmente per nominare i giornali. Beh, originariamente era il nome di una moneta tipica veneta e il suo valore era giusto quello di un giornale e col passare degli anni il giornale stesso gacciapà il nome Gazzetta. La Repubblica de Venezia l'aveva anche introdotto la salute comune e il concetto di quarantena, conosciuto particolarmente in inglese come quarantine. In generale Venezia la registrava un flusso enorme di persone ed emerse che arrivava ogni dì da tutto il mondo. Di conseguenza, tutte le navi che le entrava le veniva fermare in isolamento per una quarantina di dì, prima che i passeggeri e il personale di bordo i potesse smontare, de modo da prevenire che si spandesse le malattie. Ma ovviamente Venezia la era anche una capitale dell'arte. E strumento violoncello si sta inventato all'inizio del Cinquecento, ma il suo nome è venuto fuori la prima volta su un spartito di musica stampato a Venezia in del 1665. Come che si sa, in Veneto ceo vuol dire piccenin, defatti il violoncello è propriamente un violon, una viola grande, ma ceo, e dunque più piccenin del violone. In inglese lo chiama semplicemente cello, che per gli altri saria è il piccenin. E per ultimo è il simbolo più moderno di tutti, la et, è il bovolito. Potresti tu immaginarti che il gappio manco 500 anni? Era doparà regolarmente dai mercanti veneziani. La et la rappresentava un'anfora e il suo contenuto veniva vendesto a un certo prezzo. In l'era dell'informatica che la medesima et la vuol dire sempre a, come per indirizzi mail, dove che un certo indirizzo si associa a un certo gestore. 7 parole moderne e internazionali che le rappresenta secoli e secoli di storia veneta. Arsenal, firma, gazzetta, quarantena, violonceo, et e ciao. La grandezza della cultura non la è una serie di eventi del passato, ma un albero che raise fonde ben.
quando che viene la stagione giusta, maura sempre frutti nuovi. Conosci tu l'origine della parola? Scrivi sui commenti. A nega piacesto assade presentare un poco del nostro patrimonio culturale. Condividi anche a te il tuo con altri. Grazie per l'attenzione e notate per altri video interessanti. Ciao!